Le tariffe dell'elettricità hanno avuto un incremento del 55% e del gas del 42. Se a questo poi si aggiungono gli altri aumenti come il carburante o appunto il settore agroalimentare, abbiamo calcolato che le famiglie si troveranno a fronteggiare aumenti per oltre 2.300 € all'anno. Un vero e proprio salasso quello che si sta abbattendo sulle famiglie italiane, quantificato da Federconsumatori in 2.300 euro per una famiglia media di 4 persone. 1.000 euro in più se ne andranno per le bollette, 400 per il caro carburante, il resto a cascata su tutti gli altri settori che risentono dei rincari di energia e trasporti. Le associazioni dei consumatori hanno chiesto al governo vigilanza sulle tariffe e sostegno a famiglie e imprese. Sono stati poi siglati a livello nazionale degli accordi con i maggiori gestori per la rateizzazione delle bollette. Hanno sottoscritto con noi dei piani di rateizzazione migliorativi rispetto a quanto previsto dal governo e della delibera dell'autorità garante. Quindi andiamo con piani di rateizzazione più lunghi, senza interessi e oneri e senza imposizioni di rate iniziali, sul pagamento appunto. Ed in questo momento di grandi rincari sulle bollette, da Federconsumatori arriva l'appello a valutare con attenzione tutti gli aspetti prima di cambiare gestore, optando per chi offre tariffe più convenienti. Però poi nascondono appunto delle clausole per cui non è detto che il prezzo rimanga bloccato per sempre. Quindi attenzione sempre e la scelta di cambiare o meno fornitore deve essere valutata anche in base ai consumi e a come, uno utilizza, insomma, luce, gas, com'è composto il proprio nucleo familiare.